Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Aveva ucciso il fratello al culmine di una lite svolta a Caltanissetta dopo il ritrovamento del corpo di un uomo con una ferita alla testa. Trovato il secchio e la spugna con cui aveva ripulito il sangue. Un mese senza Lari, la quindicenne trovata impiccata nel giardino di casa. La madre continua a non credere all'ipotesi del suicidio. Campagna della Polizia Postale per spiegare ai ragazzi le conseguenze del cyberbullismo. Chi sporca paga. 4 imprenditori condannati a ripulire a proprie spese la discarica abusiva che avevano creato a Butera. 18enne in scooter senza casco e investe un poliziotto davanti alla questura di Catania. Aveva tentato di fuggire all'ALT. Rincari fino al 300% per alberi e addobbi natalizi. L'allarme delle associazioni di consumatori trova conferme tra chi fa gli acquisti. È morta a 90 anni Enzo Trantino, principe del Foro e politico di razza, padre dell'attuale sindaco di Catania. Calcio, domenica a Taranto il Catania proverà a tornare al successo esterno che manca da 2 mesi, contro la rovescia per il passaggio delle quote societarie per il Messina. Svolta nell'indagine sulla morte di un uomo che era stato ritrovato nella sua abitazione con una ferita alla testa. Ad ucciderlo era stato il fratello. Sentiamo Rita Cinardi. Prima avrebbe ucciso il fratello afferrandogli la testa e sbattendola più volte a terra fino a causarne la morte. Poi avrebbe anche tentato di eliminare le tracce dell'omicidio. Con questa accusa questa mattina la Polizia di Stato ha arrestato il 64enne Angelo Polizzi, indagato per omicidio aggravato dal vincolo familiare con la vittima, il fratello Ignazio, trovato morto nella sua abitazione di Via Lunetta a Caltanissetta lo scorso 21 novembre. All'arrivo degli agenti e dei soccorritori del 118, il corpo di Ignazio Polizzi era stato ritrovato a terra con una vasta ferita alla testa e sangue dappertutto. Nell'appartamento dove la vittima viveva insieme al fratello Angelo e ad altri familiari, gli agenti della Polizia di Stato avevano trovato un secchio di acqua misto a sangue con all'interno una spugna che erano stati utilizzati per pulire una parte del pavimento. Le indagini condotte dalla squadra mobile con il coordinamento della Procura della Repubblica di Caltanissetta hanno permesso di delineare un grave quadro indiziario a carico del fratello. L'indagato presentava infatti graffi ed escoriazioni sul volto e sul torace che sembravano riconducibili a una precedente colluttazione che erano stati subito notati. Poi l'arrestato aveva anche fornito versioni inattendibili e numerosi testimoni avevano anche parlato di continui litigi tra i 2 fratelli, l'ultimo dei quali era avvenuto la mattina stessa dell'omicidio. L'indagato avrebbe anche provato a occultare il delitto, eliminando il sangue dal pavimento, e avrebbe chiamato i soccorsi solo successivamente. L'autopsia ha poi confermato un quadro politraumatico da aggressione. Angelo Polizzi, dopo l'arresto, è stato condotto al carcere Malaspina di Caltanissetta. Finisce con l'archiviazione l'indagine ai vasi comunicanti del luglio scorso su un presunto sistema di corruzione relativo alla fornitura di stent cardiaci. Dopo gli interrogatori di garanzia da parte di primari e procuratori delle aziende farmaceutiche accusati appunto di aver messo in piedi questo sistema, il GIP di Catania Giuseppina Montuori ha accolto la richiesta di archiviazione. Gli indagati erano già stati rimessi in libertà dalla GIP. Archiviazione fra gli altri per Corrado Tamburino, già direttore dell'unità operativa di cardiologia del Policlinico di Catania. E veniamo al caso Larimar. Questa sera una messa per ricordare la quindicenne trovata senza vita un mese fa a Piazza Armerina, una morte per la quale si segue la pista dell'istigazione al suicidio, mentre la famiglia continua a non credere a questa ipotesi. Sentiamo Emanuela Corsi. Un mese fa la morte di Larimar. Era il 5 novembre, quando la quindicenne di Piazza Armerina fu trovata senza vita dalla madre, legata ad un albero con la corda al collo, al ventre e ai piedi. Un caso sul quale la Procura per i minorenni di Caltanissetta indaga per istigazione al suicidio e revenge porn. La famiglia, sentita per ore ieri dal procuratore Cosentino, continua a sostenere invece che la figlia sia stata uccisa. Al vaglio degli inquirenti ci sono 10 cellulari di amici e compagni di classe della ragazzina per cercare prove, filmati ed immagini
intime, presumibilmente diffuse poi via chat, che potrebbero avere spinto la giovane verso il gesto estremo. Cyberbullismo, revenge porn e tutti i crimini connessi all'uso improprio dei social, che spesso sfociano in gravi casi di cronaca, sono alla base della campagna di sensibilizzazione Cuori Connessi, nata nel 2016 dalla Polizia di Stato. Ieri mattina è stato presentato a Roma in anteprima Non ne vale la pena, un docufilm che attraverso le storie di 3 ragazzi, Angela, Andrea e Islam, lancia un messaggio importante alle nuove generazioni. Ogni azione online ha le sue conseguenze. Quando si ha il telefonino in mano si pensa sia un gioco, ma in realtà non è assolutamente un gioco, ma è la vita di tutti i giorni. Nei primi 9 mesi del 2024 i casi di cyberbullismo trattati dalla polizia sono stati 241, la maggior parte delle vittime comprese tra i 14 e i 17 anni, 74 invece i minori indagati. Dati leggermente in calo rispetto agli anni precedenti grazie all'attività di prevenzione e di monitoraggio continuo della rete fatto dalla Polizia Postale e dalle campagne preventive di sensibilizzazione realizzate nelle scuole, affinché non si debbano più raccontare storie come quella di Larimar e di tanti altri giovani vittime del lato oscuro dei social. Sorpresi a scaricare rifiuti illegalmente nel territorio di Butera, 4 imprenditori sono stati obbligati a bonificare a proprie spese la discarica abusiva. GR Italia. Chi trasgredisce paga. È questo il principio ribadito dall'operazione condotta dalla Guardia Costiera di Gela nel territorio di Butera, dove una discarica abusiva di oltre 500 metri quadrati è stata completamente bonificata e a farlo sono stati proprio i responsabili dell'inquinamento. Le indagini, partite nel 2022, hanno portato alla luce un sito in località Falconara, a pochi metri dal castello, utilizzato per lo smaltimento illecito di rifiuti agroalimentari e non. 4 imprenditori colti sul fatto sono stati identificati e perseguiti grazie al lavoro del nucleo operativo di polizia ambientale della Capitaneria di Porto di Gela, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica. Il risultato? Gli stessi trasgressori hanno dovuto ripristinare a proprie spese l'area deturpata. Oggi, grazie al loro intervento forzato, il terreno è stato completamente risanato, come mostrano i video che documentano il prima e il dopo della bonifica. Non solo, il comune di Butera, attivamente coinvolto, ha esteso l'intervento anche alle aree limitrofe, liberando diversi ettari da ulteriori rifiuti e restituendo al territorio decoro e salubrità. Un messaggio forte e chiaro: chi viola l'ambiente deve assumersi anche la responsabilità delle proprie azioni. A Caltanissetta non si ferma l'emergenza idrica, a farne le spese sono soprattutto le famiglie con i disabili e proprietari di esercizi commerciali. Rita Cinardi. Cittadini ancora alle prese con la crisi idrica a Caltanissetta, dove l'acqua adesso viene distribuita con turni di 6 giorni. Quella che potrebbe sembrare una conquista, visto che in estate si è arrivati anche a 2 settimane senza acqua, in realtà non lo è, soprattutto per chi ha un'attività commerciale ed è costretto a chiamare continuamente il servizio di autobotte. Ci approvvigioniamo con le autobotti, abbiamo avuto pure la protezione civile che ci ha fatto avere una piccola quantità di acqua. E poi, insomma, in maniera artigianale. I proprietari di bar e ristoranti devono anche fare i conti con il divieto di utilizzo dell'acqua a scopi alimentari, divieto previsto nell'ordinanza emanata 3 giorni fa dal sindaco Walter Tesauro a causa dei livelli di torbidità dell'acqua che ancora non è stata revocata. Abbiamo installato un depuratore e stiamo utilizzando l'acqua del depuratore sia per uso alimentare sia per lavare le stoviglie. L'acqua ai rubinetti come esce in questo momento? Gialla. Ma il dramma della mancanza d'acqua è diventato una costante anche per le famiglie, soprattutto per chi a casa ha un familiare disabile e non può sopperire alle più elementari necessità come quella di poter fare un bagno. La paura infatti per molti nisseni è quella di rimanere senza una goccia d'acqua. Per questo si è tornati indietro nel passato e ormai quasi in ogni famiglia vengono riempiti vasche e bidoni per far fronte a nuovi possibili stop ai quali ormai i cittadini nisseni stanno facendo l'abitudine. A casa un ragazzo di 17 anni disabile e per lavarsi possiamo lavarlo solo nella vasca da bagno perché la doccia è piccola e quindi lo laviamo ogni 6 giorni, quando non ci sono interruzioni si slitta a 7, 8, 9 o 10 giorni. Insellato uno scooter proprio davanti alla sede della Questura di Catania, senza casco e con a bordo un passeggero minorenne, anche lui senza casco. Un 18enne ha tentato di sfuggire ad un agente che voleva fermarlo investendolo appunto con il suo mezzo. Il poliziotto è rimasto ferito ad una gamba, il 18enne è stato arrestato per resistenza e lesioni. Sarà un Natale ancora più caro del solito, con rincari fino al 300% e anche per fare l'albero servirà spendere
molto di più. Abbiamo fatto un giro e tutti hanno confermato. Francesco Aloi. È tutto caro, è tutto in aumento e nessuno si lamenta. La parola chiave di questo Natale sarà rincari. Sì, perché secondo un'indagine di Facile.it e Consumerismo tutto subirà aumenti, anche gli addobbi. Tra albero, luci e palline serviranno quasi 300 euro. Lei ha notato questi rincari? Certo, è normale. Si vede anche dallo stipendio che finisce prima. Ma i rincari non si fermano qui. Secondo il rapporto costerà di più anche l'immancabile cenone, le tavolate infinite tipiche dei siciliani che nonostante i prezzi alle stelle non mancheranno. Ho mia figlia che viene da fuori, abbiamo il piacere di stare tutti assieme con i parenti, però effettivamente sicuramente sarà a base di pesce, quindi le spese ci saranno, ma sarà piacevole lo stesso, l'importante è il clima che si viene a creare in famiglia. Come ogni anno si ripropone il caro voli. Prendere l'aereo per arrivare in Sicilia può costare fino a quasi 1.000 euro, ma nel periodo delle feste, secondo la ricerca, ci sarebbero aumenti anche sulle tratte ferroviarie, alcuni del 300%, e i pacchetti vacanze in agenzia registrano in media un più 20%. Insomma, se non fosse ancora chiaro, per queste feste il portafogli servirà abbastanza pieno, non solo per i regali, ma soprattutto per i rincari. E a proposito di caro voli, sono al centro di una conferenza stampa che si terrà nel primo pomeriggio alla regione siciliana e di cui parleremo anche nel focus di oggi. In onda, dopo il TG alle 14.30, Eva Spampinato ospiterà un agente di viaggio, 2 travel blogger che racconteranno le difficoltà di viaggiare in giro per il mondo partendo dalla Sicilia, ma anche i servizi necessari legati al turismo e ai collegamenti che sono carenti nella nostra isola. La trasmissione potrete seguirla anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it, messaggi al 342 745 5005. Si è dimessa dall'ordine giudiziario Yolanda Apostolico, la giudice catanese che con 2 provvedimenti successivi aveva azzerato gli effetti del cosiddetto decreto Cutro, annullando il trattenimento nel centro per il rimpatrio di Pozzallo di alcuni rifugiati richiedenti asilo. Con le sue decisioni il magistrato aveva aperto lo scontro tra politica e magistratura sul tema dei migranti. Formalmente le dimissioni presentate dall'Apostolico al CSM sono solo frutto di motivi personali. Se ci sono altri motivi lo sapremo prossimamente. Catania piange la scomparsa di Enzo Trantino, avvocato, esponente storico e leader della destra catanese e padre dell'attuale sindaco Enrico. Catania piange per la scomparsa a 90 anni di Enzo Trantino, padre dell'attuale sindaco etneo Enrico. Con lui se ne va un pezzo di storia della città. Un avvocato prima di tutto, rispettato da giudici e colleghi, ma anche un giornalista, scrittore, pensatore, oltre che protagonista assoluto della storia politica, delle istituzioni e della cultura del nostro paese, a cavallo tra la sua Sicilia e Roma, dove ha servito per 9 legislature come deputato, ricoprendo anche il ruolo di sottosegretario agli esteri nel primo governo Berlusconi. Da giovane aderì al partito monarchico, poi la militanza nel Movimento Sociale Italiano di Giorgio Almirante, fino alla nascita di Alleanza Nazionale. Enzo Trantino ha rappresentato la storia della destra italiana, punto di riferimento per le generazioni successive. Con il suo eloquio chiaro e raffinato, le osservazioni puntuali, le analisi acute e approfondite, Enzo è riuscito a guardare alla realtà con saggezza, capacità di sintesi e grande moderazione. I funerali dell'onorevole Trantino si svolgeranno sabato mattina alle 10 nella cattedrale in Piazza Duomo a Catania. Stanno arrivando messaggi di cordoglio e vicinanza da tutta Italia. Al sindaco e alla sua famiglia anche le condoglianze di Telecolor e Antenna Sicilia. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. Ed è partita la campagna informativa da parte della SEUS, la società che gestisce il servizio del 118 nelle scuole siciliane. Marco Gullà.
Il 118 nelle scuole siciliane per educare i più piccoli al rispetto verso chi ogni giorno va a lavorare per salvare vite umane. È l'obiettivo della campagna informativa lanciata dalla SEUS per sensibilizzare gli studenti verso l'importanza del numero unico di emergenza. Se ne è parlato questa mattina all'assessorato alla salute a Palermo. Facciamo capire ai più piccoli, ma anche agli alunni più grandi, della forza che può avere a livello collettivo la chiamata del soccorso per i propri familiari, per un amico, per se stesso. E poi ovviamente educazione al rispetto verso i soccorritori, anche loro vittime di aggressioni. Le aggressioni sono tante, soprattutto si sono incrementate negli ultimi tempi, è un fenomeno vergognoso, consentitemi di dirlo, a cui noi stiamo rispondendo in maniera efficace. Fenomeno estremamente importante sul quale stiamo puntando grande attenzione anche insieme al prefetto di Palermo, col quale avremo degli incontri, proprio perché l'aggressività nei confronti sia degli operatori che danno il soccorso immediato che degli operatori sanitari in genere sta diventando un fenomeno davvero preoccupante. Sostanzialmente emergere il rispetto per i soccorritori che a vario titolo compiono le loro azioni a tutela della collettività. Catania elegge la sua baby sindaca, è la piccola Matilde che dice vogliamo una città più pulita. Tonino De Mana. Vogliamo essere rondini per una nuova primavera di Catania. L'entusiasmo e la voglia di fare dei ragazzi dell'istituto John Dewey è rappresentato da Matilde Capizzi, 9 anni, baby sindaca di Catania e la più giovane d'Italia in assoluto. Dai banchi della scuola agli scranni di Palazzo degli Elefanti per un cammino di formazione che aiuta a crescere e a diventare grandi. Una lezione di educazione civica per imparare i valori della partecipazione democratica e della politica come ricerca del bene. Fresca di tricolore, Matilde affronta la sua prima intervista e mostra di avere le idee chiare. Per Catania proporrei di essere comunque una città più pulita e più sostenibile, perché troviamo spazzatura nelle strade dovunque e questo non porta all'inquinamento e non porta al bene della città e della terra. Per me siamo il futuro, cioè portiamo avanti la città da piccoli a grandi. Quanto ti piace la politica? Tanto, molto. Un emozionato Marco Biaggianti, ex capitano del Catania, non si perde un attimo della cerimonia di proclamazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Del resto il presidente è proprio il figlio Mattia. Quali progetti per Catania? Fare rispettare la regola di non buttare cose a terra per fare diventare la nostra scuola con un baldino più alto. Un motivo di vanto per il preside Giuseppe Adernò. È un dono che i nostri bambini fanno alla città di Catania. Avendo attivato e considerato la scuola come piccola città, nel loro piccolo hanno costruito un'idea di scuola, di città pulita, di scuola bella e città bella. Mobilità sostenibile, tutela dell'ambiente, l'importanza dello sport e della cultura. Un faro sulla città acceso dai ragazzi per una Catania più bella, pulita e soprattutto fresca. Il volto dei giovani è la principale garanzia. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa, torniamo con la pagina sportiva e con il Catania che domenica va a Taranto per trovare il successo esterno. Siamo al calcio, domenica a Taranto il Catania proverà a tornare al successo esterno. Marco Carli. Crocevia di stagione, come tanti in quest'annata ancora nel limbo per il Catania, fra possibilità di risalita e occasioni sprecate. Il Taranto, ultimo in classifica, reduce da 3 sconfitte consecutive, anche se la squadra è ancora viva dopo l'arrivo in panchina di Cazzarò e le vittorie con Avellino e Cerignola lo dimostrano, rappresenta questa partita l'ennesima opzione per i rossazzurri. Poi il futuro dirà se la squadra potrà veramente ambire ad un ruolo da protagonista, cosa finora non dimostrata, ma tentare di recuperare in classifica la strada migliore per riacquisire fiducia. Servono i gol, questo lo sappiamo, per una squadra che, tranne in rare occasioni, ha fatto poco in fase realizzativa, sprecando tanto. Allo Iacovone, dove non ci saranno tifosi rossazzurri e a breve si saprà se potranno accedere i sostenitori del Taranto dopo il parere della commissione di vigilanza, non ci sarà in campo Anastasio. Possibile soluzione da braccetto Ierardi con Guglielmotti e Raimo sugli esterni. Lunetta si è allenato, ma nel caso di disponibilità potrebbe partire dalla
panchina. Sulla tre quarti il faro del momento resta Stoppa, rivitalizzato nell'ultimo mese, grande protagonista di questa fase di stagione. Probabile anche la conferma di Jimenez in mediana. Serve fantasia, ma serve anche non avere le polveri bagnate. Persino Inglese, finora una garanzia, nell'ultima partita ha sbagliato un gol quasi fatto. Il Catania sa che a Taranto non può permettersi altri errori. Ore decisive per la cessione del Messina. Sentiamo Francesco Triolo. La sabbia nella clessidra sta per esaurirsi e quello di oggi per il futuro del Messina Calcio potrebbe essere un bivio spartiacque. È atteso infatti quel passaggio finanziario della nuova cordata lussemburghese rappresentata dal CEO Doudou Cissé, che deve dare seguito al preliminare di vendita dell'80% delle quote a favore del gruppo AAD Invest. Il termine indica la mezzanotte per il versamento della parte economica concordata nella trattativa con l'attuale proprietà, anche se entrambe le parti stanno procedendo nel massimo silenzio e con assoluta riservatezza. Anche i nuovi aspiranti proprietari sinora non si sono presentati ufficialmente alla città e non hanno chiarito quali siano i progetti e le prospettive dell'investimento. I soldi dovranno essere versati in un conto fiduciario acceso dal notaio Silverio Magno, che ha curato la stesura del preliminare, e successivamente trasferiti alla famiglia Sciotto dopo la firma del contratto definitivo. Passaggio fondamentale questo anche in chiave manageriale e di scadenze, perché tra una decina di giorni è previsto il pagamento di stipendi e contributi che, in caso saltasse la trattativa, sarebbe in capo al presidente Sciotto. In tutto questo si inserisce la crisi tecnica. Le dimissioni del direttore sportivo Giuseppe Pavone, al di là del fatto che Sciotto le abbia respinte, sono irrevocabili, tanto che il dirigente ha già in tasca l'accordo con il Trapani. In questo valzer potrebbe rientrare anche il tecnico Giacomo Modica, che continua il suo silenzio stampa autoimposto e però per sedere su un'altra panchina del campionato di Serie C dovrebbe essere licenziato entro il 20 dicembre dal Messina. Una situazione surreale proprio nell'immediata vigilia di una partita delicata come quella di sabato contro il Foggia, prima della trasferta contro la Juve Next Gen, ma soprattutto in chiave mercato di gennaio. È tutto per questa edizione, vi lascio adesso al Focus, dedicato al caro voli e treni, gestito e condotto da Eva Spampinato. Grazie a tutti, un buon pomeriggio.